Nei prossimi 2 anni 1500 aziende in Veneto saranno alle prese con il passaggio generazionale, un momento cruciale per la sopravvivenza delle imprese familiari, leader di nicchia e protagoniste di filiera, artefici del miracolo del nord-est e tuttavia spesso incapaci di staccarsi dal ménage domestico, piccolo e bello ma anche difficile in tempi di crisi e non sempre per l'indisponibilità dei figli a subentrare ai padri, sottolinea il professor Giovanni Costa. C'è un rischio ancora peggiore, è che i padri blocchino i figli a venire fuori. Se ne è parlato ad H Pharma, la tavola rotonda promossa da Gesta, rete di imprese che promuove proprio la collaborazione fra le ditte per evitare di rinunciare ai gioielli di famiglia. Di fronte al passaggio ci possono essere dei motori straordinari per fare imprese insieme e perché l'insieme è più competitivo in un ambito globale. Finora sono 1904 le imprese venete coinvolte in 356 contratti di rete. La regione è solo quarta, dietro Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, ma secondo gli analisti il Veneto ha sempre una marcia in più. Mantiene ancora come dire, una grande posizione, un po' resta insieme a poche altre regioni del nord veramente la locomotiva fortunatamente di questo paese. Restano tanti problemi come la restrizione del credito, ma le banche respingono l'accusa di essere le responsabili della crisi. Le banche fanno credito ma raccolgono anche i risparmi dei consumatori, i risparmi delle famiglie e non è possibile mettere a rischio quei risparmi.